È ancora il Veneto a pagare a caro prezzo per la generosità dei suoi religiosi. A 5 anni dall'assassinio di Don Ruggero Rovoletto, missionario della diocesi di Padova in Brasile, dal Burundi in Africa arriva la notizia dell'uccisione di due anziane suore saveriane. La vicentina di Montecchio Maggiore, suor Olga Raschietti, 83 anni, e la padovana di Ospedaletto Euganeo, suor Bernardetta Boggian, 79 anni, cadute a morte insieme a un'altra consorella, suor Lucia Pulici, tra domenica sera e stamattina all'interno del convento di Kamenge, nei pressi della capitale del Burundi, Bujumbura. Secondo quanto riferito all'agenzia France Press dalla polizia burundese, suor Bernardetta Boggian sarebbe stata decapitata. Purtroppo, inoltre, tutte e tre le religiose sono state violentate. L'assassinio sarebbe un giovane squilibrato del posto, pare già individuato dalla polizia. In un primo momento si era pensata a una rapina finita in tragedia, ma a detta del sindaco di Bujumbura, nel convento di Kamenge non sarebbe stato rubato nulla. Sia suor Olga che suor Bernardetta erano in missione in Africa dei primi anni 60, entrambe appartenenti a famiglie numerose, anche in tarda età non avevano accettato di ritirarsi in Italia. Oggi a Monteberico, durante le celebrazioni mariane dell'8 settembre, il segretario di Stato Vaticano, cardinale Parolin, ha chiesto alla folla di fedeli di pregare per le suore missionarie uccise. Il ministro degli esteri Federica Mogherini ha espresso alle famiglie la vicinanza del governo e ha detto di essere in attesa che le autorità del Burundi chiariscano quanto accaduto e che si adopererà per riportare in Italia quanto prima le salme delle due religiose. Questa sera a est, nel Padovano, a pochi chilometri da Ospedaletto, processione e veglia di preghiera nella Basilica delle Grazie per suor Bernardetta Boggian, presente il vescovo di Padova Antonio Mattiazzo.